La storia ci dice che Cagliari, anche dai scafi archeologici di origine romana, eccetera, ci dice che a Cagliari non era castello all'inizio. A Cagliari di Castello, come sappiamo, è quella pisana, per il 1200. Quando appunto arrivati i pisani se ne appropriarono. Mentre invece la Cagliari precedente alla pisana è quella dove sono trovati dei resti della cattedrale, dove sono trovati dei resti del Palazzo Reale, insomma lì dietro Giorgino, diciamo così, quella zona lì di Sailletta, quella zona, la Cagliari era quella, poi un po' distribuita senz'altro anche dalla parte che oggi di via Roma, c'erano costruzioni, però soprattutto quello era il nucleo, a quanto pare era il nucleo diciamo così principale. Poi arrivarono i pisani, modificarono tutto e allora nacque la Cagliari, intorno a Castello nacque la Cagliari di oggi con i suoi quartieri, la Pola o la Marina, il quartiere appunto davanti al porto che termina con via Roma, sì, lì c'è una cartina dell'Arquer che molto chiaramente io uso sempre per far vedere appunto la Cagliari ai turisti, perché lì si vede benissimo i quartieri, cioè anche se è molto semplice nel disegno, però proprio per questo rende bene l'idea. Loro poi con la cartina di oggi un po' hanno, diciamo, si regolano. Diciamo, lì si vede bene il castello con la torre San Pancrazio in alto, la marina in basso, il quartiere di Stampace con la chiesa di Sant'Efisio eccetera sulla sinistra, e sulla destra invece il quartiere di Villanova, con un particolare, l'Arquer, Sigismondo Arquer fece a sud di Villanova degli orti, c'erano degli orti, no? Invece altri disegnatori, altri stampatori che hanno illustrato Cagliari usando ridisegnando quella che era la sua immagine, quegli orti magicamente sono diventati dei giardini all'inglese. Infatti fa ridere, se voi guardate, è curiosa la cosa, erano semplici orti, poi vedete le riproduzioni e si vedono dei palazzi con al centro questi giardini disegnati proprio come se fossero giardini italiani, mentre invece erano dei semplicissimi orti. In questa stampa, in effetti, questa veduta di Cagliari, sì, si notano le immagini, si notano il sale, le piramidi del sale, sì, perché prima le saline erano, in origine, non erano solo quelle di quarto, no, che siamo abituati a vedere, ma erano proprio a ridosso della città, praticamente occupavano, e si nota bene, qui si vede frontalmente, ma di là c'è un'altra cartina dove si nota benissimo la profondità, quanto nella Cagliari di allora, quanto erano ampie queste saline, praticamente occupavano il quartiere Santa Vendrace fin quasi alla Scafa. Ci sono queste dei fari, per esempio, molto particolari, molto belle, riguardano i fari attivi in Sardegna fino al 1870. Ha trovato questo album, queste che vedete qui sono delle fotocopie. L'album originale è qua sotto, lui le ha raccolte quando lavorava al Ministero dei Lavori Pubblici, che è uno dei suoi impegni, oltre a aver insegnato per molti anni a Leonora d'Arborea, una delle occupazioni che ha avuto prima della pensione è appunto questo del Ministero dei Lavori Pubblici. E qui appunto in quel periodo ha recuperato probabilmente questo pezzo molto bello che ho qui alle mie spalle, poi vedremo. Un altro interessante reperto appartenuto al Piloni è il libro Album dei Fari d'Italia, risalente al 1873.
in cui sono contenute tutte le vedute prospettiche dei fari presenti sul territorio italiano. Possiamo trovare esposte tutte le 12 vedute prospettiche dei fari della Sardegna, compresa una cartina geografica che aiuta a localizzare con certezza la loro posizione.